Veneto e Sardegna sono sorvegliati speciali per la West Nile, il virus che nel 15% della popolazione colpita può portare al coma. Veicolato dalla puntura delle zanzare, è stato individuato nella provincia di Venezia e in quella di Oristano. Uno stato di attenzione che ha imposto controlli a tutti i livelli, come per la Vis Veneto, che da martedì controlla tutte le donazioni. A tutte le donazioni fatte in Veneto dai donatori veneti viene fatto un test aggiuntivo, West Nile e NAT, proprio per verificare che non ci siano questi virus dentro. Questo permette anche di verificare che i territori non siano infettati. Eh sì, perché è anche una misura di sorveglianza, perché i donatori sono nostri cittadini, sono veneti che vivono nel nostro territorio e quindi in un certo qual modo si sorveglia anche che non ci sia circolazione umana di questo virus. Avis Veneto, che registra un calo di oltre 3 punti percentuali di donatori, con decisa prevalenza di ultra cinquantenni. Se noi andiamo a guardare il numero proprio assoluto dei 65enni è esattamente il doppio di quelli che ne hanno 18. Non dormiamo sonni tranquilli, quindi l'invito a tutti i donatori e non solo quelli che sono già donatori, ma chi non è donatore di diventare donatore, è di continuare a donare e donare possibilmente plasma. Perché se la diminuzione di donazioni di sangue è stata compensata da una minore richiesta di sacche, dall'altra si registra il 7% di aumento di richiesta di plasma. Attualmente sono 132.000 i donatori veneti con una media di 2 donazioni all'anno, che presto si dovranno confrontare con il sistema di gestione delle prenotazioni che sta già creando dei grossi problemi nelle ULSS veneziane. È andato tutto in tilt e è logico che non potendo prenotare o avendo difficoltà nel prenotare c'è stato un calo della raccolta consistente e quello che noi abbiamo chiesto a viva voce è che i problemi informatici vengano risolti prima di mettere sul piano di lavoro questa parte informatica, che non vuol dire che il sistema informatico ospedaliero non deve andare avanti, è il pannello di prenotazione che ha dei problemi che vanno risolti.